Passiamo a un'altra tematica, quella dell'iniziativa di Nicosia. La diplomazia cittadina con la Libia e il Friuli accoglierà a breve una delegazione di amministratori locali e esperti per una formazione in ambito pesca. Si tratta di un'iniziativa importante per contribuire a rilanciare il tessuto economico delle città costiere in Libia, ma anche un'opportunità per le cooperative friulane. Ritengo sia appunto innanzitutto un progetto di cooperazione decentrato, cooperazione allo sviluppo, in un ambiente che presenta delle difficoltà importanti, quale è quello della Libia e quale è quella di un territorio che ha le autorità, le istituzioni in condizioni di difficoltà, ma che chiedono, soprattutto quelle locali, una opportunità. Collaborare con realtà sviluppate in questo senso. Venezia Giulia può offrire un'esperienza nel campo della pesca sia per l'organizzazione sia per alcune affinità, credo che si possono anche ritrovare nei modelli di sviluppo. Pensiamo alla pesca, alle cooperative di pesca, ai piccoli mercati, alla capacità di avere anche una industria collegata alla nautica proprio per l'attività della pesca, e in questo senso contribuire con la propria esperienza innanzitutto a riavviare una ipotesi di sviluppo locale, di intrapresa locale, la capacità appunto di far crescere nelle comunità libiche di nuovo un'economia legata alla pesca, e poi in questo senso, perché no, il dato di organizzare delle relazioni, perché l'industria della pesca del Friuli Venezia Giulia è alla ricerca ovviamente della materia prima che è il pesce, può offrire collaborazione tecnologica e anche organizzazione di mercato e di attività, quindi credo sia un'importante opportunità che offriamo agli amici delle comunità libiche di poter sperare in un futuro proprio di sviluppo e di opportunità, e a noi di riprendere relazioni storiche che abbiamo sempre avuto e che riteniamo poter ancora essere attuali.